Benvenuti a Moruzzo alla 29esima edizione della Marcia Longa dell'Amicizia, Memoriale Renato Castellani. I percorsi della marcia sono tre, uno di 7 km, uno di 12 e un altro di 21. Il temporale della scorsa notte non ha peraltro fatto passare la voglia di camminare, venire a visitare i nostri luoghi ai partecipanti, che sono arrivati numerosi e mi pare entusiasti. Pertanto noi ci rivediamo durante il percorso e auguro una buona giornata e un buon divertimento a tutti. Second-hand unwind. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. If you're lost, you can look and you will find me. Time after time. If you fall, I will catch you. I'll be waiting. Time after time. Abbiamo anche alla camminata una personalità. Signor Sindaco. Buongiorno, niente, vi do il benvenuto qui nel territorio di Fagagna, uno splendido territorio, attraverserà Chiesa Coccel, che è uno dei punti più interessanti assieme all'Oasi dei Quadri. Quindi io sono contento che questa marcia, come ogni anno, attraversi il nostro territorio e vi do il benvenuto il prossimo anno. Siamo arrivati alla Casa Coccel, casa che prende il nome dalla famiglia che ve l'abitava. Una fortunata idea del comune di Fagagna l'ha trasformata in museo della storia contadina, dove sono raccolti tutti i materiali, le attrezzature dell'epoca e quanto serviva per le attività agricole. Una volta l'anno in questo luogo si fa la festa della trebbiatura, dove viene trebbiato come ai tempi, con una trebbia vecchia, antica, degli anni 30, e inoltre qui viene visitato tutti gli anni da decine di comitive di scolari, che è motivo di studio e di conoscenza storica di quello che era l'attività contadina. Watching through windows, you're wondering if I'm okay. Secrets stolen from deep inside. The drum beats out of time. If you're lost, you can look and you will find me. Quella che vedete alle mie spalle è la villa Perabot della Savia, risalente all'inizio del 1700, è abitata attualmente dalla famiglia della Savia. Dobbiamo dire anche che la situazione attuale è dovuta dalla ristrutturazione a seguito del terremoto del 76, che anche oltre alla villa è stata ristrutturata la cappella dedicata a San Carlo Borromeo e a San Michele Arcangelo.
Siamo arrivati alla conclusione di questa 29esima edizione della Marcia dell'Amicizia di Moruzzo con 1000 e qualcuno in più di concorrenti, partecipanti. Noi vi ringraziamo della partecipazione e vi aspettiamo per il prossimo anno e vi passo la parola all'amica qua di Craugli, la signorina Mirka. Grazie, noi vi aspettiamo numerosi alla Marcialonga Unzir Paijai che si svolgerà a Crauglio per la sua 30esima edizione. A Crauglio il 3 di agosto ci saranno 3 percorsi da 6, 12 e 21 km con fornitissimi chioschi e premi gastronomici per tutti i gruppi più numerosi. Vi aspettiamo numerosissimi, grazie a tutti, ciao!